Ciao, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Crisi idrica senza soluzioni in tutto il sud. Si estendono i razionamenti, ad Agrigento e provincia emergenza sempre più grave. Scontro su ritardi e inefficienze. Dopo la retata a Catania, Cosa Nostra decapitata del nuovo boss e dei suoi giovani complici, ma a pilotare gli affari della mafia era sempre il padrino che comandava con il telefonino dal carcere. Ancora nuove figure di imprenditori collusi con la mafia. La donna trovata impiccata a Fondachello, si fa strada l'ipotesi del femminicidio. Oggi l'autopsia chiarirà il tragico caso. Nuova debole ripresa dell'attività dell'Etna, la Cenere continua a complicare la vita dei catanesi. Da opposizione e commercianti un coro unanime. Il sindaco trentino chieda lo stato di calamità. A Lampedusa, in un periodo intenso per gli sbarchi, si pianifica l'assistenza sanitaria ai migranti, particolare attenzione alla cura di donne e bambini. L'Università di Palermo avanza nella classifica del Censis, è quarta fra i mega atenei italiani. Ottimi risultati in comunicazione e servizi digitali. I bronzi di Riace potrebbero essere in realtà di Siracusa. È la clamorosa scoperta di un gruppo di studiosi che ha analizzato la composizione della giuntura delle statue che sarebbero state saldate proprio nella città siciliana. Calciomercato, sono giorni caldissimi per le squadre siciliane, diverse le trattative in bilico, soprattutto per Catania e Palermo. Il Messina prova a accelerare per la costruzione della squadra. Bentrovati. Agrigento è provincia in grave emergenza idrica. I turni dei razionamenti si sono allungati e nessuna soluzione si prospetta a breve termine. A Licata è attesa per domani la nave Ticino della Marina, con il compito di rifornire d'acqua i comuni assettati nella provincia. Nel frattempo Legambiente invoca un deciso cambio di passo e correttivi urgenti per tamponare l'emergenza. Davide Sardo. La crisi idrica imperversa, implacabile nella provincia agrigentina, tra le più martoriate in Sicilia, e nessuna soluzione si prospetta a breve termine. I cittadini sono esasperati, i turni di erogazione sono dilatati in modo intollerabile, fino a turni 2 volte al mese e per poche ore. Al lavoro senza sosta, in affanno, sono gli autobottisti. A Bonamorone, unica fontana pubblica della città dei templi, i cittadini sono in fila con bidoni e bottiglie in attesa interminabile. L'associazione ambientalista Legambiente invoca un deciso cambio di passo e correttivi urgenti in una cornice di legalità, competenza, correttezza ed equità tra i cittadini. Tutti devono essere destinatari delle stesse quantità d'acqua e non come avviene adesso, con gravi disparità di trattamento. Un richiamo alle istituzioni che contano e ad ATI e ad AICA rispetto a comprendere quello che si sta facendo per un recupero di efficienza che in questi anni non si è visto. E al porto di Licata domani approderà la nave Ticino della Marina Italiana, che ha il compito di rifornire di acqua i comuni in gravissima emergenza idrica. La nave trasporterà 1.200.000 litri di acqua potabile al fine di fronteggiare temporaneamente la crisi. Altre città della Sicilia sono prenotate per accogliere la nave dei miracoli. Per il resto si aspetta che piova tra proclami di opere, promesse di milioni di euro e fiumi di parole. Ma come avete visto, gli interventi per mitigare gli effetti della siccità procedono a rilento, nonostante una cabina di regia regionale che si incontra a giorni alterni, oggi pomeriggio per esempio. Sul da farsi, sugli stanziamenti e sui tempi di esecuzione scoppia la polemica, mentre gli agricoltori annunciano il ritorno al presidio di piazza. Manlio Viola.
Siccità e polemiche. La grave crisi idrica che vive la Sicilia è ormai diventata terreno di scontro politico e sociale. Da una parte le polemiche dell'opposizione nei confronti del governo e della regione, dall'altro le richieste dalla regione al governo nazionale. Le nuove esigenze e lo stato di avanzamento degli interventi contro la siccità saranno al centro di una riunione della cabina di regia convocata a Palazzo d'Orléans. Le procedure per i dissalatori sono avviate, ma occorreranno 18 mesi per realizzarli e dunque non sono una soluzione per la situazione attuale. Il capo della protezione civile regionale Salvo Cocina striglia poi i comuni in ritardo su tutta la linea e poco collaborativi. Da Roma il ministro Matteo Salvini annuncia 7 grandi interventi per 92 milioni di euro, mentre il ministro della protezione civile Nello Musumeci racconta il piano da 500 interventi da realizzare in 10 anni, un piano che vale miliardi e miliardi di euro. Dalla sola Sicilia sono arrivate già 52 proposte, conclude. Interventi e strategia sono però a medio termine e ci vuole tempo, ma intanto gli agricoltori tornano in piazza e preparano un nuovo presidio sotto Palazzo d'Orléans per sollecitare la velocizzazione di tutti gli interventi per l'agricoltura che procedono a rilento. Per quanto riguarda gli animali è arrivato un solo carico di foraggio del tutto insufficiente e gli interventi per utilizzare acqua depurata per l'irrigazione vanno veramente piano, tanto che si rischia che i raccolti muoiano prima della fine degli interventi d'emergenza. Intanto una ricerca condotta dall'Università di Malta, quella di Roma 3 e l'INGV scopre una falda acquifera fossile sotto i Monti Iblei e dal PD arrivano una serie di interrogazioni per chiedere al governo e alla regione di utilizzare questa risorsa. Lotta alla mafia dopo la retata a Catania, Cosa Nostra decapitata del suo nuovo boss e dei giovani complici, ma a pilotare gli affari della mafia era sempre il padrino che comandava con un telefonino dal carcere. Ancora nuove figure di imprenditori collusi con la mafia, il comune di Catania si costituirà parte civile. Lorena Dolci. Il suo nome non si doveva neanche pronunciare. Adesso Francesco Russo, il nuovo capo di Cosa Nostra catanese, è uscito dall'ombra. Non un uomo d'onore in senso stretto, ma un imprenditore molto amico della famiglia Santa Paola Ercolano. Senza fare rumore, restando appunto nell'ombra, il nome dei blitz antimafia della DDA e della polizia che ha disarticolato il clan con 25 misure cautelari. Ma il grande regista degli affari di famiglia è sempre il boss Mario Ercolano, che all'ergastolo dal carcere di Teramo continua a impartire ordini. Come fa ad avere un cellulare? Non è al 41 bis e il telefonino lo tiene un fedelissimo. Il boss comanda indisturbato, ma qualcuno lo ascolta. Sono migliaia le intercettazioni agli atti dell'inchiesta che confermano tra l'altro il business delle estorsioni. Tutti pagano e si conferma quell'inversione di tendenza che vede gli imprenditori che si rivolgono ai mafiosi per ottenere favori. Uno chiede addirittura di essere affiliato al clan. Io sono a disposizione, dice. Le ultime intercettazioni raccontano poi di una grande fibrillazione tra vecchi e giovani all'interno dell'universo mafioso diviso in vari sottogruppi. Pilastri sono quelli della stazione e di Cibali, guidati da Carmelo Strano e Carmelo Fazzo, che scalpitano. Se Russo insiste a mantenere la riservatezza, ma in un caso non esita a sparare per gambizzare, i giovani rampanti scelgono metodi più sbrigativi. Da qui liti e sparatorie contro esponenti del clan avverso. Una mafia silente degli affari che non rinuncia però al suo marchio di fabbrica, la violenza. I mafiosi stavano pensando a un omicidio, pianificato nel più moderno dei modi, con una videochiamata su Instagram. Nuove conferme di una latitanza durata 30 anni e vissuta in realtà da Messina Denaro da uomo libero. Scoperti nuovi covi dove poteva nascondersi e vivere liberamente, appunto, anche in condomini e vicino a caserme di carabinieri, a Campobello e a Mazzara del Vallo. Laura Spanò. Sono 6 le ultime persone finite nel registro degli indaganti come favoreggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro. Sono legate all'ultima tranche dell'inchiesta della Procura di Palermo e alla scoperta del covo nel condominio di via Castelvetrano a Mazzara, utilizzato dal boss per incontrarsi con le sue amanti, Lorena Lancieri, Laura Bonafede, ma la lista di indaganti è destinata a salire ancora. Deve esserci stato l'aiuto di una fitta rete di persone devota fino alla morte al boss, se per 30 anni Messina Denaro ha potuto vivere, seppur
pur latitante, ricercato in mezzo mondo da uomo normale, muovendosi senza alcun rischio tra Campobello, Castelvetrano e Mazara, rivoltate in questi anni dalle forze dell'ordine. Città dove sono stati trovati alcuni dei suoi covi, tutti a poche centinaia di metri da caserme di carabinieri, quasi fosse una beffa. E poi ci sono i viaggi a Palermo ancora prima della malattia, le cene nei ristoranti, il tatuaggio, l'accesso in banca per cambiare soldi in contanti in un assegno che sarebbe servito a comprare un'auto, l'estate trascorse al mare a Tre Fontane, le riunioni a casa dei coniugi Bonafede Lancieri con amici per il pokerino settimanale, il caffè preso al bar di Campobello, la spesa al supermercato, le passeggiate nella vicina Mazara o Castelvetrano. Nessuno lo ha mai riconosciuto, neppure i carabinieri che lo avevano fermato qualche tempo fa a un posto di blocco. Insomma, per 30 anni ricercato, e lui, Matteo Messina Denaro, se la spassava tra Campobello e Palermo da uomo libero. Blitz, appostamenti, operazioni, arresti, e lui se ne stava beato tra i suoi solidali, sicuro che non sarebbe stato mai tradito, perché il boss sapeva che qua la mafia è stata sempre una cosa seria. Così alla fine lui, il boss che amava il lusso e la bella vita, è riuscito a lasciare a questo mondo solo la sua verità. A Misilmeri un operaio è rimasto schiacciato dal suo furgone mentre riempiva una cisterna d'acqua. Forse per il peso il mezzo si è ribaltato. I sanitari del 118 l'hanno trasportato in ospedale in codice rosso. La prognosi è riservata. Oggi si farà l'autopsia sul corpo della donna trovata impiccata a Fondachello, nel Catanese. L'esame aiuterà a capire se si tratta di suicidio o di femminicidio. Troppi punti oscuri di questa tragedia che non convincono gli investigatori. Emanuela Corsi. Si fa sempre più insistente l'ipotesi dell'omicidio nel caso della donna trovata impiccata a Fondachello di Mascali nel bagno di questo appartamento preso in affitto assieme al marito e ai figli di 21 e 10 anni. L'esito dell'autopsia disposta dalla Procura di Catania chiarirà definitivamente se i lividi trovati sul corpo della 38enne catanese siano collegati alla sua morte e se l'impiccagione sia stata solo una messa in scena per nascondere un omicidio. La sera precedente al ritrovamento del corpo senza vita, secondo quanto emerso, anche se sul caso c'è il massimo riservo, pare che tra la donna e il marito, quarantenne catanese, ci sia stata una lite furiosa. Dopo l'uomo si sarebbe allontanato dalla casa di villeggiatura senza farvi rientro. La scoperta del cadavere è avvenuta solo nella tarda mattinata di martedì. Non è ancora chiaro chi abbia lanciato l'allarme, se una vicina o il figlio maggiore della coppia. La donna dunque avrebbe deciso di farla finita legando un foulard attorno al collo agganciato ad un appendiabiti. Una scena che però non convince del tutto gli investigatori, che fin da subito non hanno escluso altre piste oltre al suicidio. Il marito, che allo stato attuale non è indagato, è stato a lungo sentito in caserma dai carabinieri per ricostruire gli ultimi momenti trascorsi con la moglie, con la quale viveva da 20 anni. Un rapporto burrascoso, secondo alcuni conoscenti della coppia. Tanti i punti oscuri di questa tragedia che, come dicevamo, potranno essere chiariti dall'esame autoptico. Continuano a bruciare i boschi di Piazza Armerina sotto assedio delle fiamme da 8 giorni. Sul posto i forestali con 2 squadre e un elicottero che prova a contenere il rogo dall'alto. A Palermo la notte scorsa i residenti hanno ripreso a incendiare i rifiuti accatastati accanto ai cassonetti non svuotati da giorni. Sono ore di lavoro per i vigili del fuoco impegnati in particolare a Brancaccio e Sperone. Dopo l'attività di martedì con alte fontane di lava, l'Etna continua a borbottare e a sbuffare. Eccolo qua. Il cratere di nord-est e la voragine hanno dato luogo a sporadiche esplosioni con emissione di cenere. I boati sono stati avvertiti anche nei paesi pedemontani. Un flusso lavico continua a traboccare dalla Boccanuova ed è blandamente alimentato, ma il tremore si assesta su livelli medio-bassi. Dopo il TG, la cenere dell'Etna complica la vita dei catanesi in una città già segnata dalla difficile situazione della raccolta rifiuti e della sicurezza nel centro storico. Da opposizione e commercianti un coro unanime. Il sindaco trentino chieda lo stato di calamità. Desiree Ferlito.
criticità enormi che impattano pesantemente sulla vita dei cittadini oltre che sulla loro salute. L'attività eruttiva dell'Etna non dà tregua alla città, con lo spettro della caduta della cenere, la cui rimozione è diventata sempre più complicata. L'appello dell'opposizione è che il sindaco trentino chieda il riconoscimento dello stato di calamità, così da mettere la città di Catania nelle condizioni di ricevere aiuto. Serena Spoto di MPA avanza altre proposte. Affidare il servizio per esempio alla Catania Multiservizi, dotando la Catania Multiservizi dei mezzi per la rimozione della cenere e poter fare svolgere naturalmente il servizio all'azienda non solo sulla città di Catania ma anche nell'Interland catanese. Ad accendere gli animi un'altra questione. Dopo l'appello dell'amministrazione comunale di non parcheggiare le autovetture in determinate strade per la polizia straordinaria, sui social sono centinaia le lamentele di chi, dopo aver seguito le indicazioni di spostare la propria auto, ha ritrovato le strade ancora ricoperte o in qualche caso la cenere è solo spostata da un'altra parte della carreggiata. I sacchetti pieni di cenere raccolti dai negozianti sono ancora ai margini della strada. Città e provincia sono in ginocchio, denuncia in una nota Lorenzo Costanzo, segretario della CIDEC, Confederazione Italiana degli Esercenti e Commercianti. Trentino chieda lo stato di calamità. Le imprese sono molto preoccupate, specialmente nel campo del turismo. Ci sono molte persone che stanno addirittura lasciando le camere prenotate dei B&B. Un'estate complicata per i cittadini catanesi, vessati già dalla difficile situazione della raccolta dei rifiuti, che deturpano il centro storico già provato dal problema sicurezza. Il sindaco dice sempre che dobbiamo essere una città europea, sì, assolutamente sì, però dobbiamo mettere le basi perché possa diventare una città europea e quindi dobbiamo controllare in maniera capillare il territorio catanese. E dopo il TG alle 14.30 su Telecolor sarà nostro ospite il sindaco di Catania Trentino. Per le vostre domande scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005 oppure inviate una mail a Sicilia24Focus, tutto attaccato, @telecolor.it. Vi aspettiamo su Telecolor appunto alle 14.30 con un'ampia pagina riservata ai vostri messaggi. A Lampedusa, nel periodo di sbarchi continui, si pianifica l'assistenza sanitaria ai migranti. Particolare attenzione alla cura di donne e bambini. Marco Gullà. L'assistenza sanitaria ai migranti che sbarcano a Lampedusa è stato il tema affrontato nei locali dell'hotspot dell'isola, un incontro decisamente importante e significativo, considerato che in questi giorni si susseguono sbarchi e arrivi nella più grande isola delle Pelagie. Particolare attenzione è stata riservata all'assistenza a donne e bambini, per i quali sono stati realizzati percorsi dedicati da parte dell'ASP di Palermo, che ha anche attivato di recente nel capoluogo uno spazio consultorio migranti. L'ASP di Palermo è riuscita a creare sull'isola di Lampedusa in un regime di integrazione di sistema di cure che riguarda non soltanto i cittadini residenti ma anche i cittadini che approdano su questa realtà. Nel corso dell'incontro si è anche parlato del modello Lampedusa, ovvero della rete che garantisce accoglienza e assistenza ai migranti. Abbiamo potuto visitare la clinica mobile, molto importante soprattutto per le donne, che spesso arrivano incinta e che hanno bisogno di cure mediche immediate. I bisogni sanitari dei minorenni che giungono a Lampedusa, il 70% degli arrivi avviene su quest'isola, quindi il supporto sanitario su quest'isola è particolarmente importante. L'Università di Palermo avanza nella classifica del Censis, è quarta fra i mega atenei italiani, ha guadagnato 3 posizioni rispetto all'anno scorso, ottimi in particolare i risultati in comunicazione e servizi digitali. Marco Gullà. L'Università di Palermo guadagna 3 posizioni e si piazza quarta nella classifica stilata dal Censis per quanto riguarda i mega atenei statali con oltre 40.000 iscritti. In testa c'è Padova, a seguire Bologna e poi la Sapienza di Roma, un successo importante per l'Ateneo palermitano che cresce anno dopo anno. È un risultato che ritengo molto importante perché raggiunti un arco di tempo
relativamente breve, ma che è frutto di un lavoro collettivo, di una squadra che ha lavorato intensamente su alcuni temi fondamentali. In modo particolare siamo migliorati moltissimo nei servizi, cosa che è stata aggredita moltissimo dai nostri studenti. Dall'analisi degli indicatori si registra la conferma del primo posto a pari merito con Padova in comunicazione e servizi digitali, con una valutazione di 107 punti rispetto ai 103 dell'anno precedente. Oggi all'Università di Palermo è giorno di lauree, sorrisi e soddisfazione anche per il risultato ottenuto da Unipa. Molto bene in questi 3 anni, ho fatto conoscenze molto belle e poi i professori sono molto dolci, comprensibili. Sono soddisfatta, mi vengo poi da magistrale qua, quindi sì. E allora auguri. Grazie. Sicuramente c'è degli aspetti a migliorare, però in generale sì, si merita il suo 4º posto. Work in progress per arrivare nel podio nel giro di qualche anno. Complimenti davvero. Oggi giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento. In tutte le spiagge bandiera blu, Protezione Civile e 118 hanno sensibilizzato la popolazione sull'attenzione necessaria in mare. A Marina di Ragusa anche la dimostrazione di un intervento d'emergenza. Veronica Barbarino. Presidio Marina da postazione dogana, se per favore fai arrivare tempestivamente la moto d'acqua perché c'è una persona in difficoltà a circa 250 metri dalla battigia, cambio. Davanti a bagnanti curiosi, in occasione della giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento, lungo tutta la costa d'Italia, nelle spiagge a bandiera blu e quindi anche a Marina di Ragusa, i soccorritori della Protezione Civile e del 118 hanno messo in scena un soccorso in mare. I bagnini che sono a letto in postazione, guardando le persone in acqua, si accorgono che una persona ha delle difficoltà. Quindi prima di agire, di entrare in acqua, avvisano sempre il presidio Marina, in questo caso la nostra centrale operativa, perché con i mezzi nautici possono venire tempestivamente a dare supporto. Se non c'è necessità va tutto a buon fine e il soccorso lo espletano direttamente la postazione. Loro riportano a riva, vedono le funzioni vitali del pericolante, se è necessario chiamano il 118 per le dovute cure sanitarie, altrimenti siamo dotati anche noi di defibrillatore. Ogni annegamento è prevenibile, esistono soluzioni. È lo slogan della giornata, il cui obiettivo è informare sulla necessità di evitare gli incidenti. Le cause dell'annegamento in spiaggia sono quasi sempre un malore della vittima dovuto allo sbalzo termico, caldo-freddo con l'acqua o le condizioni non favorevoli del mare. È sempre consigliabile, prima di un rinfrescante bagno, visionare le bandiere di segnalazione sulla torretta del bagnino di salvataggio, non allontanarsi se non si sa bene nuotare e in caso di emergenza chiamare la Protezione Civile. I bronzi di Riace in realtà potrebbero essere di Siracusa. È la clamorosa scoperta di un gruppo di studiosi che ha analizzato la composizione delle giunture delle statue che sarebbero state saldate proprio a Siracusa. Francesco Aloi. I bronzi di Riace o di Siracusa? La risposta corretta sarebbe la seconda. Eh sì, la partita tra Calabria e Sicilia, secondo gli ultimi studi, la vincerebbe proprio la nostra regione. Prima di me l'hanno sostenuto autorevoli esponenti del mondo dell'archeologia come il grande archeologo americano Robert Ross Holloway e la grande archeologa subacquea americana Anna Margherita Ventenne, che tra gli anni 80 e 90 hanno sostenuto l'origine siciliana dei bronzi di Riace, in particolare la McKenna l'origine siracusana, avendoli individuati in Gelone e Ierone, cioè ovvero i dinomeni di Siracusa. 52 anni fa il ritrovamento delle due statue nel mare calabrese, ma nel corso del tempo più di uno studioso ha indagato sulla loro vera origine. Adesso però, con gli studi di Anselmo Madeddu e Rosolino Cirincione, con le università di Catania e Ferrara, sembra essere arrivata la conferma definitiva. Abbiamo fatto un confronto tra le terre presenti all'interno della statua e delle terre campionate nell'area di Siracusa. Abbiamo condotto delle analisi geochimiche, prodotto dei risultati e i risultati sono sorprendentemente sovrapponibili. I famosi bronzi quindi sarebbero stati saldati ed esposti proprio a Siracusa. Nel III secolo a.C. li avrebbero trafugati i romani. E ora qualcuno si chiede, ma se sono veramente siracusani, potrebbero ritornare in Sicilia? Ma vedremo. Facciamo la pausa, tra poco il calcio, giorni di incessante lavoro sul mercato per le squadre siciliane. Vi aspettiamo.
Riprendiamo con il calcio, giorni caldi per il mercato, diverse le trattative in bilico soprattutto per Catania e Palermo. Il Messina accelera per la costruzione della squadra. Francesco Triolo. Il calciomercato del Palermo vive un momento di particolare vivacità. In attesa dell'ufficialità di Pierozzi, Brin e Di Bartolo, il Palermo studia gli altri colpi per migliorare la formazione sia in entrata che in uscita. Verso l'addio Stulak, su di lui c'erano Samp, Verona e Reggiana. In difesa il primo nome è Ceccherini, a centrocampo piace sempre Mazzidelli, ma su di lui c'è anche il Como. In attacco è stato chiesto al Frosinone Giuseppe Caso, ma rimane aperta la pista alla Padula col Cagliari, ma occorre attendere. Scendendo di categoria, Daniele Faggiano lo conosce bene per averlo avuto con sé al Parma. Può essere questa la chiave per aprire la porta che conduce a Roberto Inglese, l'attaccante attualmente svincolato, sul quale il Catania si è fiondato con una certa convinzione. C'è da convincere però il giocatore che in questo momento sta aspettando l'occasione giusta a scendere di categoria, e questo può farlo solo Faggiano, che lo sta corteggiando da diversi giorni. Intanto però il direttore sportivo rossazzurro è sempre sul pezzo e sta trattando anche Guido Gomez, attaccante del Crotone. Dopo Di Tacchi e Luperini, il Catania prova a fare ancora spese alla Ternana, l'obiettivo è Casasola, mentre un sondaggio è stato fatto sull'attaccante classe 2000 Davide Merola del Pescara. Il Messina in ritiro a Zafferana con una ventina di giovani e qualche over ha ufficializzato oggi il portiere Flavio Curtosì, classe 2004, per lui contratto biennale. In ritiro anche Lia, che dovrebbe essere confermato, così come Ortisi, mentre sta arrivando Samuel Blumamona, esterno offensivo di proprietà della Cremonese lo scorso anno alla Vis Pesaro. Il Trapani, che ieri ha pareggiato in amichevole con il Cosenza, ha salutato Andrea Cocco, dovrebbe tornare. Fermiamo qui, prossimo appuntamento alle 20, grazie e buon pomeriggio.